questa idea di fare questa iniziativa parafascista il 25 aprile da parte di Salvini sia una follia. La vecchia Lega di Bossi almeno un minimo di antifascismo lo aveva. Salvini lancia Ampi, risponde, non usa a mezzi termini Giuliano Varnier, presidente provinciale di Ampi, nel commentare l'iniziativa del leader del Carroccio lanciata dal palco dell'Assemblea della Lega Giovani a Milano. Giovedì 25 aprile per parlare di libertà, di orgoglio, di lavoro, di futuro, non contro qualcuno. Sarà un segnale molto bello se migliaia di giovani della Lega Giovani si troveranno il prossimo 25 aprile per difendere la libertà a rischio. Per difendere una libertà che oggi la burocrazia europea sta mettendo a rischio come? Non facendo nulla per bloccare l'immigrazione clandestina. Salvini si rivolge ai giovani militanti, come li ha definiti, lanciando l'ipotesi della Terra del Leone, ovvero Venezia, per il raduno. Una sorta di provocazione parafascista che nemmeno la Meloni si permetterebbe di fare. Certo, giù le mani, il 25 aprile ci saranno grandi manifestazioni in tutta Italia, spero che siano le più unitarie possibili e che certamente non trovi spazio a questa posizione folle. E Salvini anticipa le critiche. Ti chiedono, ma quindi sei antifascista? Sì, fascismo è morto, nazismo è morto, non ci sono più Hitler, Mussolini, non c'è più Stalin. Io sono contro ogni totalitarismo, contro ogni privazione della libertà. Mi pare anche abbastanza una cosa estremamente stupida, insomma il 25 aprile le piazze italiane saranno piene di manifestazioni antifasciste, cosa si mette a fare lui, insomma la caricatura di Mussolini, non lo so, insomma, ma già ci pensa la Meloni a farlo meglio di lui questo mestiere. E ampia la luce della manifestazione proposta dal leader della Lega, pensa se prendere provvedimenti qualora l'iniziativa dovesse concretizzarsi. Poi vediamo, insomma, se prende delle posizioni che sono chiaramente di impronta fascista, prenderemo anche delle posizioni